Mio papà era ferroviere, sì, e anche a me sono stato anni schio ferroviere, ero un ostia che poteva darmi qualcosa sì, perché ora non era né luce né niente né scambi, i scambi si andavano lì a girare lì a mano, camminare in mezzo alla ferrovia, e a 14 anni, da 14-16 anni l'ho fatta. Che vita, perché non eravamo in casa, era da 19 anni su, c'è chi c'è mai via. Di che classe sei? Dentro. Il bombette mi toccava, il bombette andare a voltare i scambi. Era schio proprio sul paese? Sì, abitava davanti alla stazione e anche era un casello grande che da Drio metteva le macchine in deposito. E dopo io ho fatto una stazionetta più avanti, più piccola, il numero 33, perché ora fermava, arrivava i tedeschi, sai, i prigionieri, feriti, tutti quanti. Ora io ho fatto questa stazionetta piccola. Era là, cioè, per forza non era nessuno che lavorava, io doveva su tosette e venuti da 14 anni in su. E lì mi ha messo in una garetta al telefono, bandieretta, e ora aveva il bar da stare attenta al treno che passava. E dopo a notte, fava una settimana di giorno e notte. E papà nel mio mettevano insieme, lui era nella stazione grande dove finiva i treni là perché finisce schio. E mi era su che altra, ma il casello era vicino insomma, che non passava fosse ora. Aveva un insieme poretto buono, ma mi diceva che era un giorno se mi andava a imparare. Poco dopo tardi, ma in letto te ne su buon'ora così non si accorge neanche, mi diceva tutto qua. Poi anche perché era a ferrovia solo da passare, il casello aveva davanti. E dopo se venuto, cioè, le bombe venivano notte, mi toccava stare attenta, suonava il telefono, andare a svoltare scambio, ma ciò, sai, era col farraito in mano perché lui non veniva, no. Era un diritto sul braccio. E una volta avevo fermato il treno, non vogliamo tirare al semaforo, paura. Ma che Dio, che vita non tornerei in vero, no. Ma io ho combattuto a Giacomo, che torna re, sai che una volta che doveva essere, preferio, e il figlio di Cadorna, e io mangiavo, cantava la mattina, c'è un'ora, sai, tre mesi che canta da dire re. Per piacere, dice, guarda, dice, che se c'è il Cadorna, fa sparire perché lo svegliano, che già era figlio un po'. Ma chi che ha domandato così te? E mi ha mandato tenente il re. Ah, il re proprio? Sì, il re, Cadorna. Ho camminato insieme con loro in stazione. Niente per piacere, se facciamo un piacere con Pasto Gaio, perché il che sveglia il figlio, che si feriva nel treno, perché il treno era fermo, un binario morto, sotto il balcone, che, ecco, qui era la finestra, fa conto, e qua che era lì, se toccavo. E ora io cosa che ha fatto? Mio papà, subito, buono che non ascoltiamo, magari un po' di tutto, sa, abbiamo di tutto. Sì, ho conosciuto tutti due, parlare, Tutto chi? Cadorna anche re. Anche re? Sì. Io il nonno l'ho visto, perché da finestra su del treno, mi mandava pignate di risotto, di roba, da mangiare tutto. E come ieri sto re? Come... Ah, buono, posso dire bene. Ma gli sono morti tutti, c'è morto Caccioli, Cadorna ormai, perché portava dopo tutti gli anni e ora rimetteva i feriti per terra finché trovava posto nel teatro, nell'asilo, nelle scuole e dopo quando ero libero andava in stazione acqua per chi voleva andava a vedere queste brande per terra finché metteva era vivace ma per fare bene E era anche vitacce voi? Vitacce finché vuole, buono, vergine.